Allora, iniziamo. Io non so perché Maestro Pani ha voluto che, forse in quanto indigeno veneziano, ho questo immeritato onore di coordinare questo incontro. È un momento molto emozionante. Venezia doveva ricordare Stravinsky, avevamo pensato proprio il 15 aprile, poi come ha spiegato il professor Consolo non è stato giustamente, si voleva aspettare, si voleva farlo in presenza e ci siamo riusciti. Quindi l'Istituto Veneto, l'Istituto Italiano per la Storia della Musica, il Conservatorio, insieme per questo ricordo. Alcune informazioni: non ci sarà pausa fino alle ore 13 perché siamo in collegamento con una piattaforma online, quindi andremo avanti fino alle ore 13. Gli interventi dei relatori non dovranno superare i 25 minuti, prego tutti di attenersi a questo codice. Fra pochi minuti chi volesse prendere un caffè singolarmente e quindi continuando i lavori senza interruzione può accomodarsi nella stanza di là. Allora iniziamo, andiamo a quel 15 aprile. Allora, vediamo delle immagini del Gazzettino di quel giorno. Dopo 60 anni, Gianfrancesco Malipiero. Diceva prima il professor Consolo la fama di Stravinsky. Beh, si vede anche in questa occasione pagine dei giornali di tutto il mondo dedicate ai suoi funerali veneziani. Che cosa scrive Gianfrancesco Malipiero, che ancora ricorda quella serata del 1913 a Parigi, del Sacre, ancora lo ricorda nel suo articolo e chiude dicendo: l'annuncio del desiderio di Igor Stravinsky di scegliere Venezia per ultima sua dimora non mi lasciò indifferente. Malipiero amava molto parlare in prima persona, perché non mi fu possibile attribuirlo a un caso o a una stravaganza degna di un artista cittadino di molti paesi, ma che, rimasto russo nello spirito, subì le conseguenze del doloroso esilio. Stravinsky approdò a Venezia prenotando, anziché, come d'abitudine, una stanza all'Albergo Bauer, un loculo all'isola di San Michele, dimostrando in tal modo il suo autentico amore per Venezia, e in questo ci siamo trovati d'accordo per sempre. Fu disumano e cinico perché rigenerò la musica, il nostro caro Marietto, Mario Messinis, 1971. Mario aveva iniziato da qualche anno la sua collaborazione con il Gazzettino dopo una breve collaborazione con Venezia Notte. Era l'epoca ormai favolosa in cui uscivano addirittura i giornali della sera. Mario Messinis ricorda la carriera di Libertino, il Canticum Sacrum, Treni, Monumentum pro Gesualdo, cioè le 4 prime veneziane di Stravinsky, e conclude: anche come interprete Stravinsky incarnava una poetica antiromantica. Le sue immagini sonore sembravano davvero schegge dure, germinate da un razionalismo strenuo, che non ammetteva la minima concessione al richiamo dei sentimenti. Come mi manca Mario, che sarebbe certamente stato tra noi oggi. Grande cronista del Gazzettino, Ivo Prandin, cronista per tanti anni, il cronista di punta del Gazzettino. Come conclude Ivo? Altre gondole si muovono, la musica è finita, vanno verso il silenzio dell'acqua e dei cipressi dell'isola dei morti. C'erano tutti a quel funerale. C'era anche Ezra Pound, altro veneziano d'adozione. Il funerale è stato ufficiato dall'archimandrita della chiesa di San Giorgio dei Greci, Cheruvin Malissianos. Ancora il Gazzettino, dunque si parla di, ecco, Venezia Notte, l'immagine della gondola e del motoscafo funebre, il figlio che si inchina, si inginocchia. Ecco qua, con questa meravigliosa foto storica. Vera, questa è Venezia Notte.
E adesso un documento. I funerali vennero trasmessi in diretta Rai, collegati con moltissimi paesi. Guardate questi 3 minuti per capire com'è cambiata in questo mezzo secolo la civiltà dell'immagine. Cos'è incredibilmente mutato da allora nell'immagine? Lo trovate su YouTube tranquillamente. Quel minuto e mezzo di primo piano su Vera. Il genio del cameraman che l'ha beccata tra la folla, la fortuna anche. E il genio del regista della diretta che gli ha detto stai lì, non ti muovere, stai su quel primo piano, fino a quando passa la salma e non è più possibile. Pensate cosa sarebbe oggi. I commenti, no? L'opinione, invece il silenzio e la musica. E stare 1 minuto e mezzo su quel primo piano oggi è grammaticalmente impossibile in qualsiasi tipo di ripresa. Mezzo secolo dopo. Si chiedeva il professor Consolo la scelta di Stravinsky di essere sepolto qui. Ce lo racconta lui nelle conversazioni con Robert Kraft. L'architettura e il colore di Pietroburgo erano italiani,
Lui è nato a 30 chilometri da Oranienbaum, ma a San Pietroburgo è stato battezzato, ha visto la Bella Addormentata di Tchaikovsky, ha frequentato il ginnasio a San Pietroburgo, è cresciuto a San Pietroburgo. L'architettura e il colore di Pietroburgo erano italiani, e non solo per imitazione, bensì per opera diretta di alcuni architetti, quali Quarenghi e Trezzini. Ho spesso riflettuto sul fatto che essere nato e cresciuto in una città neo-italiana anziché slava o orientale deve avere qualche nesso con l'indirizzo culturale della mia vita successiva. Stile e perizia artistica italiana si ritrovano in ogni manufatto dell'età di Caterina, si tratti di un edificio, di una statua o di un objet d'art. I palazzi principali erano italiani, non solo nel disegno, ma nel materiale. Questa considerazione segue di pochissime righe la rievocazione del ricordo fondamentale della sua infanzia, la nieva ghiacciata, il rumore provocato dal rompersi del ghiaccio, il rito della perforazione della lastra di ghiaccio alla presenza dello zar all'arrivo della primavera. L'accostamento nel suo flusso di coscienza tra il ghiaccio e l'Italia, così contrastante, è un segnale molto preciso delle dimensioni diverse, ma conviventi, della sua poetica. Anche Josip Brodsky era nato a San Pietroburgo. Anche lui è morto negli Stati Uniti, naturalizzato cittadino statunitense. Anche lui a New York, a Brooklyn. Anche lui ha voluto essere sepolto nel 1996, 25 anni fa, 25 anni dopo Stravinsky, a San Michele. E ci spiega perché. Ma nulla vedi, solo fiocchi di nebbia. Silenzio, non c'è vento. Perso è l'orientamento. Dietro l'angolo i lampioni si spengono come punti bianchi di interpunzione. Più in là c'è soltanto la linea della banchina e l'odore delle alghe. Non c'è vento e il silenzio è come il nitrito del cavallo di bronzo di Vittorio Emanuele, che la sua strada non la perde mai. Anche a San Pietroburgo c'è un monumento di bronzo, il Cavaliere di Bronzo, il monumento allo zar Pietro I. Quello di Venezia è dedicato al primo re del Regno d'Italia. Sta vicino a San Marco, sulla riva degli Schiavoni. Gli Schiavoni, cioè gli slavi, che arrivavano a Venezia da Oriente, come Stravinsky e come Josip Brodsky. E veniamo a Pulcinella. La proposta di Diaghilev a Stravinsky fa parte di un progetto molto ampio e articolato, nato tra la fine della guerra e gli anni immediatamente successivi. Nel 1917 Diaghilev incontra sul suo cammino Vincenzo Tommasini, un compositore oggi dimenticatissimo, allora quarantenne, romano, al quale chiede di orchestrare alcune sonate di Domenico Scarlatti per le donne di buon umore di Carlo Goldoni. Il debutto è Teatro Costanzi, l'Opera di Roma, 12 aprile 17, coreografia di Léonide Massine, ballet russe, impatto formidabile sul gusto italiano. L'anno prima Arturo Toscanini aveva diretto Chiese e ruine e serenate di Tommasini all'Augusteo di Roma. In accoppiata alle donne di buon umore, Feu d'artifice di Stravinsky. Ma Diaghilev chiede altro, chiede a Ottorino Respighi l'orchestrazione per 3 balletti, la Boutique Fantasque di Rossini, Alhambra Londra 19, sempre ballet russe, Le astuzie femminili da Cimarosa, Parigi, maggio 1920, lo stesso luogo, lo stesso mese del Pulcinella di Stravinsky. Il progetto di collaborazione con Respighi comprendeva anche la serva padrona da Paisiello, progetto che si interrompe per dei contrasti tra Diaghilev e lo stesso Respighi. La partitura in edizione critica è stata recentemente pubblicata e anche eseguita nel 2014 a Bologna. Dunque, quando Diaghilev propone a Stravinsky l'accoppiata Pulcinella Pergolesi, siamo nel pieno di questa rivisitazione.
Diaghilev è infallibile nel percepire un desiderio del pubblico europeo. Roma, Londra, Parigi. Da notare che tutte le fonti sono italiane, esclusivamente italiane, del Settecento italiano. Che cosa capisce Diaghilev? Capisce che il pubblico europeo di quegli anni non ha più voglia di guerra, di scontri, ha desiderio di recuperare una spensieratezza, una leggerezza, un gioco, un sorriso. Sono anni devastanti. La fine della guerra, novembre 18, l'epidemia spagnola, la rivoluzione bolscevica, la nascita della Repubblica di Weimar, conflitti sociali molto aspri, l'occupazione delle fabbriche in Italia. Passano 2 anni e inizia la tragedia dei totalitarismi dell'Europa occidentale. 22, il fascismo. Diaghilev capisce, sente, tenta di dimenticare tutto questo. Nel pieno di questo insieme di sommovimenti violentissimi, ideologici, politici, sociali e sanitari, lui propone questa rivisitazione giocosa, scherzosa, lieve, danzante del Settecento. Che anni sono? Beh, sono anni vicini ai nostri in realtà. Noi viviamo nell'epoca post-ideologica, allora si viveva nell'epoca pre-ideologica. Non c'era nessuno che ti mandava dietro la lavagna se non scrivevi seguendo una determinata sintassi, come succede adesso. Allora la libertà era meravigliosamente plurale, oggi è plurale. Il Settecento di Pietroburgo, il Settecento di Pergolesi. Dunque il primo, ne seguiranno tanti altri, incontro creativo con una musica italiana avviene per Stravinsky nel nome di una maschera napoletana. L'etimologia è incerta. È esistito davvero Pucci Daniello, attore comico? O l'origine è greca, pollekinesis, movimento, moto perpetuo, o ancora polis keinos, il pazzo della città, o piuttosto, più credibilmente, pullus gallinaceus, pullicenus, perché i giullari, come ricorda l'Enciclopedia dello Spettacolo, avevano il vezzo di parlare con la voce chioccia e avevano in bocca la pivetta, strumento d'osso o di metallo simile al fischietto usato per il richiamo degli uccelli. Ma chi era quel Pulcinella delle carceri che nel 1269 a Verona lotta e perde contro Mastino I della Scala? C'è qualche richiamo veneto nel Pulcinella? Altro che. Eccolo qua. La meraviglia di Gian Domenico. Gli affreschi del Tiepolo. Dove siamo? A casa sua. Zianigo, una frazione del comune di Mirano. Tiepolo li realizza fra il 1759 e il 1797. Il trionfo di Pulcinella. Ora sono conservati a Carezzonico. La storia di Pulcinella è al centro anche di una serie di 104 disegni, divertimento per i ragazzi, sempre di Tiepolo. Ma perché proprio allora la scelta di Gian Domenico? Pulcinella ironico, beffardo, asociale, anarchico, imprendibile, così scettico riguardo la retorica delle magnifiche sorti e progressive. Pulcinella che danza su una corda sospesa nel vuoto, esattamente come la Serenissima Repubblica di allora, che proprio in quell'anno, 1797, precipita da quella corda. Pulcinella, il cugino mediterraneo di Petrushka, Parigi, 1911. Pulcinella, dice Stravinsky, fu la mia scoperta del passato, l'epifania, grazie a cui tutta la mia opera posteriore è diventata possibile. Fu
fu uno sguardo all'indietro, il primo di molti amori in quella direzione, e poi questa frase, dobbiamo crederci, non dobbiamo crederci, comunque è sua, e fu soprattutto uno sguardo allo specchio. Questo nessun critico lo capì, e io fui attaccato come un pasticheur, rimbrottato per aver composto musica semplice, biasimato per l'abbandono del modernismo, accusato di rinunciare al mio autentico retaggio russo. Gente che non aveva mai sentito le originali di Pergolesi o non se n'era curata parlò di sacrilegio. I classici sono roba nostra, lasciateli stare. La mia risposta a costoro era e rimane la stessa. Voi rispettate, io amo. E la contrapposizione tra rispetto e amore, non dimentichiamoci che Stravinsky dirà questa frase, l'istinto è infallibile, ritorna spessissimo nelle sue considerazioni a proposito di Pulcinella. Parla dell'entusiasmo che aveva provato guardando la coreografia di Massin per le donne di buon umore, da Goldoni. Forse è quello il primo cortocircuito tra lui e la nostra città. Parla della familiarità che aveva già con la musica di Pergolesi. Parla di aver esitato di fronte al compito così delicato di infondere vita nuova a frammenti sparsi e di costruire un insieme con pezzi staccati di un musicista per il quale avevo sempre provato una simpatia e una tenerezza singolare. Oggi sappiamo bene, no? Come non fosse tutto Pergolesi, come fossero Pergolesi e tanti altri autori. È stupefacente comunque la sua capacità di assimilare, di unire in un insieme, come componendo un perfetto puzzle, opere, sonate, cantate, concerti, sinfonie di atmosfera del primo Settecento italiano e napoletano. Ancora questa frase che oggi chissà che declinazioni può assumere proprio per la nostra mutata sensibilità, anche etica, sulla differenza tra rispettare e amare. Era il rispetto o il mio amore per la musica di Pergolesi a dover dettare la linea di condotta nei suoi confronti? È il rispetto o l'amore che ci spinge a possedere la donna? Non è unicamente in virtù dell'amore che si riesce a penetrare l'essenza di una creatura. E poi, l'amore diminuisce forse il rispetto? Per creare occorre una dinamica, un elemento motore. Quale elemento motore è più potente dell'amore? A mio avviso, porre la questione in questi termini equivale a risolverla. E lui l'ha risolta in piena libertà formale. 2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, tromba, trombone, archi. Un concertino alla maniera del concerto grosso. Intonano i 3 cantanti testi, lui che avrebbe collaborato tra alcuni dei più grandi letterati del Novecento, di disarmante semplicità, mentre l'erbetta pasce l'agnella, sola soletta la pastorella tra fresche frasche, per la foresta cantando va, e poi il terzetto finale, pupillette fiammette d'amore, per voi il core struggendo si va. Testi di una semplicità pastorale e amorosa quasi disarmante. Stiamo parlando di Stravinsky che lavorerà con Cocteau, che lavorerà con Oden. Pulcinella debutta all'Opéra il 15 maggio 1920, 12 giorni prima soltanto delle Astuzie femminili. Lo spettacolo di Pulcinella fu di quelli, e sono rari, in cui tutto si regge e dove i vari elementi, soggetto, musica, coreografia, complesso decorativo, formano un tutto coerente e omogeneo. La coreografia fu una delle più belle creazioni di Massin, quanto a Picasso fece meraviglie, e non saprei dire che cosa mi abbia maggiormente entusiasmato di lui, se il colore o la concezione plastica o lo stupefacente senso teatrale di quest'uomo straordinario.
questa è un'immagine del Pulcinella. Nel 38-39 Stravinsky viene invitato ad Harvard per tenere 6 lezioni alla cattedra di poetica Norton. 3 italiani avranno questo onore, Umberto Eco, Luciano Berio, Italo Calvino. E lì lui si diverte proprio, si diverte a sparigliare le carte. Non sono né accademico né moderno né conservatore. Il mio Pulcinella basterebbe a provarlo. Mi chiederete allora cosa sono. Mi rifiuto di approfondire fatti personali, che devono restare al di fuori delle mie lezioni. Ma come fatti personali? Nel momento in cui un artista crea, la cosa non è più tua, appartiene al pubblico, a chi la fruisce, a chi la discute, a chi la critica, a chi ne gode, no? È una frase che lui può permettersi. E aggiunge: io non vivo nel passato e neppure nell'avvenire, sono nel presente. Quale presente? Quale presente? Tutta l'attività di Stravinsky sembra veramente demolire ogni concetto di senso di razionale nel procedere della storia delle arti e della musica, demolire ogni concetto di avanguardia. Forse in questa frase c'è la cellula prima, il DNA, il germe del postmoderno, di questa indefinitezza in cui siamo tutti avvolti da alcuni decenni. Roman Vlada se lo spiega. Il presente che crei quando tutti i vocaboli formali del passato vengono rifusi nel crogiolo della sensibilità e del gusto di un artista appartenente a un'epoca posteriore, che riesce a comporre attraverso di loro opere nuove e originali. Andiamo a chiudere. Allora, come sapete, andando avanti con gli anni, bisogna essere molto cauti e parchi nelle parole e bisogna cercare di rubare il più possibile a chi ha meno anni e più ormoni e neuroni di te. Quest'anno il corso di drammaturgia musicale dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma è stato dedicato a Stravinsky e a 4 titoli. Non si può immaginare più diversi tra loro: Sacre, Histoire, Rex Progress e Pulcinella. Il corso verteva sul problema del camaleontismo di Stravinsky e sul problema dell'autorialità. Chi è l'autore? Come fai a definire un autore? 2 considerazioni di 2 di questi meravigliosi ragazzi. Gianluca. Parlo 23-24 anni. Ricordo l'affermazione di François Truffaut: non ci sono opere, ci sono autori. Con questo voglio dire che, a mio parere, il cosiddetto vero Stravinsky non è da ricercare nell'una o nell'altra delle sue composizioni, ma nel firmamento completo di tutte le sue opere. Confrontando Sacre, Histoire, Pulcinella, Rex Progress, dove appare il diavolo come nell'Histoire, quello che si evince come filo conduttore della sua carriera d'artista è la costante ricerca dell'arcaico, o meglio, degli archetipi umani, quelli che Émile Zola definisce i ritmi fondamentali. È proprio la ricerca di questi ritmi a rendere la musica di Stravinsky così potente, così intimamente universale. Io trovo fantastica questa riflessione. Sono ragazzi che non avevano la minima conoscenza con Stravinsky. Angelica. Cosa significa essere autore oggi? A seconda del medium che si considera, cambia il significato di autore. Nel mondo del web, ad esempio, l'ambiguità di quello che possiamo chiamare prodotto primo rende difficile identificare un unico autore, quasi quanto è difficile identificare una comunità da cui l'opera può essere ideata, prodotta, condivisa, recepita. Nel mondo dell'arte che ancora è prevalente, l'arte scritta, arte cantata, suonata, agita, parlata, l'autore ha un ruolo tutelato, riconosciuto e riconoscibile: il nome. Il nome è stampato, è scritto. Ma nello stesso tempo mi chiedo: Omero è meno Omero oggi che sappiamo che 1000 Omero vagarono alle corti di Grecia e cantarono e aggiunsero versi
e perfezionarono le storie su cui si fonda la nostra poesia e la nostra poetica? La mia risposta è no. Omero non è meno Omero, perché ci sono stati 1000 Omero. Chissà se Stravinsky sarebbe stato d'accordo con questa riflessione. Di fronte a questi allievi è chiaro che un docente sente che il suo tempo è finito, però chiede almeno l'onore delle armi. Nel maggio del 1921 debutta a Roma 6 personaggi in cerca d'autore. Ce lo ricordiamo, no? Il plot. Di fronte agli attori che stanno provando la loro commedia, che sono prima sorpresi, poi infastiditi dall'arrivo di quegli ospiti imprevisti e decisi a non andarsene, a non togliere il disturbo, il padre si fa avanti e dice, molto risoluto, specifica Pirandello: io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati i lor signori a veder balzare vivi quassù, uno di fronte all'altro, i personaggi creati da un autore? Forse perché non c'è là, e indica la buca del suggeritore, un copione che ci contenga. Questo accade a Stravinsky al tempo di Pulcinella, era già accaduto e accadrà ancora nella sua lunghissima carriera. Non c'era un copione scritto che lo contenesse. Ha dovuto scriverlo e riscriverlo lui stesso, anche presentandosi a teatro, mentre altri attori erano già convenuti per la loro rappresentazione. Eccoci qua. Allora, proseguiamo. Grazie. Allora, sì.